Siamo alla terza corsa, premio X3 Moda. Dobbiamo arrivare un po' in ritardo al rovescio Val Gardena Jet. Sono i gentleman in sulchi a cavalli di 5 e 6 anni. 11 al via. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Zenith Mo, Guido Mezzetti. 2 Zechigna, Francesco Iacolare. 3 Zlatan Ferm, Vincenzo D'Alessandro. 4 Zagaran Bigi, Jessica Pompa. 5 Zitrunas, Michela Rossi. 6 ZVTCC, SM, Massimo De Luca. Questa è la prima fila. In seconda 7 Zeus Boy, Filippo Esposito. 8 Zenox B, Matteo Zaccherini. 9 Zina Jet, Elena Villani. 10 Val Gardena Jet, Marco Minnucci. 11 Zampillo Jet, Giovanni Caccavale. Rapporto di scuderia tra i numeri 4 e 8. Vediamo problemi ci sembra Zampillo Jet che rimane fuori corsa. Stacco della macchina, velocissimo, Zuvetier CC SM, passa subito al comando ancora prima della curva. Allieva di Nicola Salacone con in sulchi Massimo De Luca. Poi vediamo seconda la corda. Ci sembra Zechigna davanti a Zenith Mo. Retta di là, vediamo l'avanzata all'esterno di Zina Jet che arriva ai fianchi della Battistrada, che intanto arriva ai 400 in 33. ZVTCC SM al comando su Zechigna, poi Zenith Mo. All'esterno Zina Jet, arriviamo ai 600 in 46 scarsi. Siamo al numero 5 Zitrunas squalificato. Vediamo un battibecco tra il numero 5 di Zitrunas e il 7. Intanto sempre in vantaggio il 6 di Zuvetier CC SM, pedinato da Zechigna e Zenith Mo. All'esterno sempre Elena Villani con Zina Jet, poi Zlatan Ferm nella sua scia, chilometro in 1:15 e mezzo, retta di là, ancora in controllo Massimo De Luca con la figlia di CCS Kakiti, sempre seconda la corda Zechigna, retta di là passata in 14:9. Zenith Mo è sempre in terza posizione lungo la corda. Poi vediamo anche Zenox B, però non tanto incisivo. Intanto la curva è passata dalla leva di Nicola Salacone in 16:1. Retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Zuvetier CCSM, attaccato da Zechigna. Ultimi 50 metri, ormai padrona della situazione. Viene a vincere Zuvetier CCSM, al secondo Zechigna davanti a Zina Jet, mentre al quarto Zenith Mo davanti a Val Gardena Jet. Quindi la vittoria per Zuvetier CCSM, per la signora Emanuela Forcellini Mazzoni, il training il solito di Nicola Salacone, la guida di Massimo De Luca. Vittoria perentoria in percorso di testa, la quota da favorita di 2,03.